Buongiorno a tutti e benvenuti all'Angolo del Gusto. Oggi presentiamo il vino dei poeti Prosecco DOC, uno spumante Brut prodotto con uve glera raccolte in provincia di Treviso, terra d'elezione per questa varietà autoctona. Coltivata con tecniche classiche e tradizionali, la glera ha mantenuto inalterate nel corso degli anni la qualità e la tipicità che caratterizzano il Prosecco, il vino spumante italiano più conosciuto e venduto al mondo. Le uve impiegate per la produzione di questo vino in particolare originano da un'area che presenta condizioni ottimali per far esprimere tutto il potenziale di questa varietà. Il clima è mite e temperato, i terreni argillosi di origine alluvionale sono ricchi di minerali. Le uve coltivate con il sistema Silvaud vengono raccolte intorno alla metà di settembre, quando le analisi sensoriali effettuate sugli acini direttamente in vigna e le analisi degli indici di maturazione evidenziano una naturale acidità, una buona mineralità, una ricchezza in profumi e una bassa percentuale di polifenoli, che garantiranno un vino spumante fresco e allo stesso tempo longevo. I grappoli vengono portati rapidamente in cantina. Per mezzo di una pressatura soffice si separano le parti solide dal mosto. La prima fermentazione avviene in vasche d'acciaio, successivamente all'aggiunta di lieviti selezionati. La seconda fermentazione, così come prevede il metodo Martinotti, si sviluppa invece all'interno di autoclavi, vasche in acciaio speciali pressurizzate che permettono il controllo puntuale non solo della temperatura ma anche della pressione. Durante la trasformazione degli zuccheri in alcol, i lieviti producono naturalmente anidride carbonica che si discioglie nel vino rendendolo spumante. Si procede poi alla stabilizzazione a freddo, alla filtrazione e all'imbottigliamento. Procediamo alla degustazione. Giallo paglierino con riflessi dorati, il perlage è fine e persistente. Al naso presenta note fruttate con sentori spiccati di mela, in particolare la mela verde, la pesca gialla e gli agrumi, ma anche note floreali, su tutti il glicine e l'acacia. In bocca è fresco, delicato, equilibrato, presenta un'acidità e una morbidezza che si fondono in modo univoco. Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo all'Angolo del Gusto. Cin cin!